Oh, finalmente oggi parliamo di una cosa fantastica. Stiamo parlando della Mattoscacco Online Cup. Simo, vuoi dire di che cosa stiamo parlando? Ciao Christian, ciao a tutti. Guarda, quello di cui stiamo parlando è una voglia da utente di Mattoscacco e della Mattoscacco Academy, ma soprattutto di scacchista, no, che cerca di giocare online ma non riesce a giocare a tempo lungo. È impossibile. Quindi è impossibile giocare a tempo lungo online, a meno che non ti organizzi con altre Con un persone, poi giochi amico. sempre con lo stesso amico, Esatto. ogni tanto abbiamo fatto qualche partita anche noi, così, quindi diventa veramente difficile. Allora mi è venuta questa idea di pensare di organizzare questo torneo appoggiandomi anche un pochino a te e al tuo pubblico. Perché come può essere un'esigenza per me, può esserla, ho pensato per tanti scacchisti, magari anche che giocano da più tempo, oppure, ma non per forza, perché poi va bene anche dopo spiegheremo un attimino Cri, come abbiamo pensato di impostare questo torneo, perché dobbiamo abbracciare un pochino le esigenze di tutti, anche di chi ha appena iniziato. E niente, io vivendo in un'isola, perché vivo a Fuerteventura, alle Isole Canarie, un arcipelago spagnolo al largo del Marocco, praticamente, ho difficoltà veramente a giocare online, cioè, o meglio, ho difficoltà a giocare tornei dal vivo perché c'è un circolo di scacchi qui, però poi dovrei spostarmi nelle altre isole, oppure nella peggiore delle ipotesi dovrei praticamente Andare in andare in Spagna. penisola o venire qua in Italia. Ogni tanto vengo in Italia, però appunto diventa difficile organizzarsi, trovare il torneo. E quindi questa idea è nata appunto da questa esigenza, molto semplicemente, Di poter giocare quindi un torneo a tempo lungo da casa. da È casa, un'esperienza, sì. io credo veramente che per chi non l'ha mai fatto, no? A volte, ieri stavo parlando con uno studente dell'Accademia di Mattoscacco e gli parlavo di questo torneo che sarà a cadenza di 60 minuti più 20 secondi a mossa. E cioè, ma io 60 minuti intanto mi faccio un giro, vado di qua, vado a No. vedermi la televisione, vado a prendermi un caffè. Ragazzi, voi non sapete cos'è l'esperienza di giocare a 60 minuti più 20, cioè tu in quella partita puoi dare il meglio di te stesso, Giochi a perché non è scacchi. che nella partita a 60 minuti tu giochi come nella partita a 5-10 dove la prima che ti viene in mente fai quella. No, esatto. Ma è proprio una cosa diversa, cioè sono due modi di affrontare gli scacchi in maniera diversa, cioè Esatto. anche io, cioè, non ti nego che mi metto lì magari la sera e ne faccio 10 partite a tempo, a 3 minuti secchi, E ci però sta, non e è, diventa un altro gioco. è divertente, è un passatempo, però poi ti accorgi che hai buttato via, non so, un'ora e mezza, buttato via, dico perché comunque il mio gioco non è migliorato Non ti nel rimane niente. giocare, non mi rimane niente, mi rimane come aver visto un film, aver fatto un'attività ludica qualsiasi, cioè è proprio questa differenza, cioè è chiaro che a tempo lungo c'è bisogno anche di mettersi in gioco, perché comunque intanto devi stare lì, devi giocarla la partita, però mentre se lo fai da casa comunque non hai l'impegno di magari svegliarti presto perché devi andare al torneo e a un'ora e mezza di strada da casa, cioè tu ti prepari, ti metti come siamo noi adesso e si gioca. Si gioca, però siamo concentrati sulla partita. Poi ecco, la questione che hai mosso prima, cioè il fatto di alzarsi, andare in giro, no, questo non è consentito perché chiaramente altrimenti la serietà del torneo poi va a quel paese. Esatto, infatti qualcuno potrà pensare, va bene, bellissimo questo torneo, tra l'altro la data è prossimo weekend, quindi 16-17 novembre 16-17, e siamo già a metà delle iscrizioni, quindi se volete iscrivervi vi conviene farlo perché sì, se i posti poi finiscono non c'è più la possibilità di entrare in questo torneo e abbiamo pensato, dato che cioè, vogliamo che sia una bella esperienza per tutti, vogliamo tutelare tutti, come si svolgerà questo torneo affinché cioè garantiamo la serietà perché sapete che in un torneo online con un computer uno apre un motore dall'altra parte, apre un motore sul telefono oppure si fa suggerire da suo papà che è un grande maestro di scacchi e allora uno arriva primo perché poi ci sono anche dei premi anche sostanziosi diciamo in sì. palio quindi magari uno potrebbe anche essere
attirato, no? A fare un po' di cheating. Quindi Eh, racconta come ci siamo organizzati per questo Ma torneo. molto semplicemente abbiamo pensato intanto di far giocare i giocatori in videochiamata a WhatsApp, che è comunque molto semplice, tutti abbiamo WhatsApp, tutti abbiamo un telefono, basta. Come funziona? Il giocatore che è il bianco invita alla partita il giocatore con il nero. Poi dopo spiegheremo nel dettaglio Io tutte le sono in video modalità per tutorial, chi, quindi esatto, chi non è magari super, cioè magari la prima esperienza e dice ma io però sono un po' titubante, non mi iscrivo perché ho paura di non capire. Non vi preoccupate perché sarà semplicissimo, spiegheremo tutto nel dettaglio, niente di più semplice. E poi, oltre a questo, chiaramente, oltre che la videochiamata, anche noi organizzatori entreremo nelle partite, guarderemo un pochino la situazione, cioè saremo sempre vigili da questo punto di vista. E poi, novità delle novità, non abbiamo parlato prima, però abbiamo deciso di testare il software anti-cheating che stiamo sviluppando insieme a degli sviluppatori professionisti che si dedicano a questo. Quindi diciamo che dal punto di vista sicurezza siamo messi abbastanza bene. sì, diciamo che siamo anche molto restrittivi, nel senso che Mm. io vengo anche magari da alcune esperienze passate dove abbiamo provato a organizzare dei tornei online e c'era sempre, ahimè, anche se il contesto era abbastanza amichevole, erano tutti studenti dell'accademia, tutti che ci conosciamo, c'era sempre qualcuno che mi segnalava, guarda che questo qui secondo me sta cheatando. E in effetti era sempre molto difficile poi per me capire se era vero o no, quindi poi magari si creavano dei malumori, robe varie. A sto giro, onde evitare qualsiasi tipo di segnalazione di questo tipo, facciamo sì che, allora, voi siete in videochiamata con WhatsApp col vostro avversario, quindi lo mettete qui vicino e vi possono vedere. È chiaro che se uno deve andare in bagno, va in bagno, ma non puoi continuare a fare clic col mouse come se stessi aprendo altre finestre, come se stessi facendo delle frecce. A volte su chess.com c'è chi fa le frecce o su chess, Che ok, comunque è le un piccolo frecce aiuto. aiutano tanto, quindi nel dubbio togliamo ogni click che una persona sente, può segnalarlo a noi organizzatori che andiamo a vedere perché la tentazione anche magari di chi non è mai abituato a giocare a 60 minuti dice ma nel frattempo che fa la mossa mi guardo un video su YouTube. No, non si può No, fare, cioè bisogna rimanere concentrati. È quello che consiglio io perché ma magari rimanere concentrati 60 minuti più 60 qui 2 ore davanti a un monitor magari è difficile. Se avete una scacchiera reale, è il momento di tirarla fuori, la mettete sulla vostra scrivania e riportate sulla scacchiera le mosse che state guardando sul computer. Questo è importantissimo, così siete concentrati come se fosse una vera partita dal vivo, davanti non avete il vostro avversario, riportate voi le mosse del vostro avversario e così vi godete la partita e migliorate anche la vostra visione 3D, che secondo me sì, è assolutamente fondamentale per me perché anch'io infatti ho una schiera, non è bella come la tua Cri, però ce l'ho anch'io e la userò adesso in questo torneo non sarò presente come giocatore ma vedremo se con il team riusciamo poi perché mi piacerebbe tanto giocare anche a me, quindi per i prossimi perché l'altra news è che l'idea è quella di riuscire a organizzare un torneo ogni tot perché comunque i tornei dal vivo sono sempre difficili e quindi c'è una possibilità magari per chi non riesce questo weekend, non lo so, magari tra un mese, 2 mesi riesce a entrare nel prossimo. Niente, è una possibilità che diamo, chiaramente poi dipende dalle esigenze di tutti. certo, ma anche un modo per allenarsi. Ora, io credo che questa sia un'esperienza sia per chi non ha mai fatto un torneo di scacchi a tempo Sì. lungo, ed è una novità, ma sia anche per chi partecipa normalmente ed è tesserato alla federazione scacchistica e fa tornei, questo è un modo anche per allenarsi. Per esempio, io sto studiando una nuova difesa, non voglio spoilerare nulla, ma sto studiando una nuova difesa. Prima di giocarla in torneo, voglio giocarla in almeno 200 partite amichevoli, dove se perdo non mi succede nulla, non mi tolgono Ecco, l'ufficiale. no, no, non volevo interromperti, ma appunto è difficile poi provare a impostare un nuovo gioco, però in modo serio, online, perché A tempo comunque pieno. giocando a tempo corto, tempo breve, Esatto, non puoi esatto. assolutamente No, testare nuove l'esperienza te la fai cose. veramente solo con le partite lunghe, perché quelle ti restano, Sì. poi quelle le puoi analizzare
esatto. e ti restano, perché ripeto, a tempo lungo, diciamo, c'è la versione scacchistica migliore di te stessa che puoi dare, cioè quando tu perdi magari una partita a blitz, dici porca vacca, ho lasciato in presa una torre, ho fatto quella cavolata, non l'avrei mai fatto. Bene, a 60 minuti probabilmente quelle cose non le farai, quindi ci sarà la versione migliore di te, il meglio che puoi dare. E quindi non ci sono scuse. Se a un certo punto perdi la partita, probabilmente il tuo avversario è stato più bravo di te nel condurre la partita. Certo, assolutamente, assolutamente. Poi ripeto, con il software anti-cheating, cioè state tranquilli perché comunque lo stiamo già testando da parecchio tempo, è in fase beta, ma abbiamo ottimi riscontri, quindi è veramente difficile entrare con l'idea di barare. Ma no, ma non Eh, avrebbe neanche senso, cioè il a parte il fatto che non avrebbe contesto. senso, però chi magari entra e dice sì, ok, è un torneo a tempo lungo, ci sono dei premi, però io non li vincerò perché tanto c'è chi bara. No, ragazzi, state Ecco, tranquilli. volevo parlare anche di questo aspetto qui. Qualcuno dice, ma ci sono giocatori fortissimi, magari arriva quello lì Mm. che ha 2000 punti, io ne ho 1800, che cosa partecipo a fare? Allora, la No, cosa bella. 1800, non 1800, 1000 ho 800 punti, 1000 Esatto, punti, esatto, questo intendevi, esatto, ok. esatto. Ho magari 700 punti, magari. E cosa partecipo a fare? Allora, la cosa bella dei tornei a scacchi è questo che abbiamo organizzato, è un girone, organizzato girone come un sistema svizzero. Come vengono fatti i turni? Allora, innanzitutto non esistono, che io sappia, tornei ad eliminazione diretta. Non è che perdi la prima partita sei fuori. Qualcuno si aspetta che il torneo perdi la prima, sei fuori, alla fine vince, arriva solo chi le ha vinte tutte. No. No, Quindi se il torneo è fatto da 5 partite, tutti giocheranno 5 partite. Poi le perderai tutte e 5, va bene, tutte esperienze che ti porti a casa. Questa è la cosa importante. Intanto le giochi tutte, quindi se si gioca sabato e domenica le giocherete tutti. E la seconda cosa è che man mano che vincete, perdete o pareggiate con i vostri avversari, il sistema d'accoppiamento vi accoppierà con altri che hanno vinto, pareggiato e perso. Quindi, esempio, avete perso la prima, avete perso anche la seconda, andate a giocare la terza partita con quelli che hanno perso anche loro la prima e hanno perso la seconda. Quindi, bene o male, man mano che si andrà avanti, verrete accoppiati sempre con persone che hanno più o meno il vostro stesso livello. Quindi, ok, magari la prima partita potete giocare con uno molto più forte di voi, e che è solo tutta esperienza. Man mano che va avanti il torneo, diciamo, si gioca si con quelli del allinea proprio la stesso livello. forza, sì, dei E, giocatori. e poi ci sono anche appunto i premi di categoria che abbiamo voluto mettere per Esatto. incoraggiare tutti a giocare. Tu dici, ma non riuscirò a vincere il primo premio, non riuscirò a vincere il secondo premio. A parte che abbiamo messo 5 premi fino al quinto posto, sesto posto, se non ricordo bene, però Sì, ci sì, sono anche... guarda, te lo dico subito. Ok, ok. Abbiamo Abbiamo fino voluto solo premiare al fino al sesto sesto. posto Ok. e i premi di categoria che sono da 1000 a 1200, da 1200 a 1400 e da 1400 a 1600. Quindi comunque c'è modo di vincere qualcosa. No, infatti quello che hai detto te adesso, guarda, è una domanda che mi hanno fatto in tanti via WhatsApp perché poi nel banner nel funnel del programma del torneo abbiamo inserito i miei dati, il mio numero di telefono, così mi potete provare a mandare un messaggio senza problemi per qualsiasi chiarimento. Mi hanno chiesto in tanti, ma io non sono molto forte, non so se ha senso partecipare. No, ragazzi, intanto è un'esperienza che ti fai e già quello vale, vale a prescindere, ma poi proprio per motivare anche chi magari è alla primissima esperienza e magari prima di andare a giocare un torneo dal vivo, per qualsiasi motivo, vuole fare una prova, questa è la prova migliore che puoi fare. Sì. E in più, per motivarti, appunto, abbiamo deciso di inserire premi di categoria, quindi potresti essere tu che si stai guardando a vincere anche uno dei migliori premi perché grazie appunto a Christian che ha avuto questa voglia di aiutarmi un pochino con l'organizzazione del torneo. Ecco, i premi non sono, non lo so, un portachiavi di mattoscacco, cioè stiamo parlando di premi di un certo livello perché appunto ti sei esposto in un certo modo, quindi con l'idea di premiare anche con la possibilità di aiutami tu che Di formarsi di formarsi, sì, scolasticamente. bravissimo, questo volevo dire di formarsi, quindi si dà la possibilità di scegliere un videocorso a scelta, cioè Sì, ci tra sono tutti. sull'Accademia videocorsi da 400 euro per dire. Esatto, cioè
io spendo 10-15 euro per iscrivermi a un torneo e poi me ne torno a casa con un corso da 400 euro. Per chi non conosce bene Matto Scacco, vada a vedere Trustpilot o guardi le recensioni che ci sono anche su Instagram, per esempio. Insomma, stiamo parlando di una realtà che in Italia, ma penso in Europa non esiste a livello di formazione, quindi il valore c'è. Siamo felici di tutto ciò e quindi per riassumere, diciamo, questo torneo ovviamente troverete in descrizione il link e tutto per maggiori approfondimenti, poi potete, ormai avete visto Simone, lo potete contattare, lo potete tartassare, non avrà più una vita da qui al momento in cui inizierà il Guarda, torneo. già mi hanno contattato in tanti e infatti Ok. poi si sono iscritti, sono contenti, non vedono l'ora del Ottimo. 16. E quindi il riassunto è un torneo a tempo lungo che potete giocare da casa, quindi uno per varie esigenze familiari, magari c'ha sparo, un genitore che non sta particolarmente bene, deve per forza stare a casa, ma ha questa voglia incredibile di giocare a scacchi, puoi farlo, puoi giocare a scacchi. Ovviamente è possibile anche ritirarsi dal torneo previa comunicazione, Comunicazione, perché sì. comunque noi quando facciamo i turni accoppiamo i giocatori e vorremmo che i giocatori giocassero sempre contro qualcuno, non che hanno a un certo punto la sedia vuota. Quindi puoi Sì. giocare da casa, puoi organizzarti da casa, tutto da casa, facile, ti fai esperienza, ti godi il torneo e vi assicuro che tutti coloro che escono dall'esperienza del torneo non vedono l'ora di farne un altro, sia che è andato bene, che è andato male, che hanno vinto, è una cosa fighissima. Quindi ragazzi, non vi resta veramente che provare e come ricordiamo prima, ci sono ormai meno della metà dei posti Sì. disponibili, quindi Quindi niente, bisogna iscriversi, ragazzi. E niente, per chi non riesce a iscriversi, non si preoccupi perché sicuramente ne organizzeremo altri. E la cadenza sarà, non so se mensile o bimestrale, vedremo. Comunque sicuramente riuscirete a partecipare prima o poi alla Matto Scacco Cup, dai, ottimo. Online Cup. Ottimo, ottimo. Bene, noi siamo felici se voi siete felici. E Sì, quindi, è un rapporto win-to-win, assolutamente. esatto. Sì, sì, è proprio una fucina degli scacchi, cioè la possibilità di allenarsi a tempo lungo, perché come dicevamo all'inizio, online a tempo lungo non si può giocare, a No. meno che, oddio, magari quando hai pochissimo elo, 400, 500, trovi quelli che vogliono giocare a 30 minuti. Però già 30 minuti ti dico, è un tempo che senza incremento. Poi è vero che non spendi niente, ma non guadagni niente, e a un certo punto il tuo avversario magari è in difficoltà, basta, ti blocca la partita così. Cioè, tu hai iniziato una partita, sei stato lì magari un'ora, Si abbandona oppure se ne va, abbandona, e dici lascia no, scorrere il tempo, lascia scorrere il tempo, lascia no, scorrere il veramente. tempo. E invece qui diciamo si è anche un pochettino più tutelati, ecco. E motivati a giocare e vincere, perché comunque i premi sono tanti. Ecco. Bene, ragazzi, spero che sia tutto chiaro. Per ulteriori informazioni lasciamo il bando del torneo, sono 4-5 pagine in PDF dove vi spiegano tutto, il regolamento, eccetera. Per altre info, chiedete a Simone che è l'organizzatore ufficiale del torneo e ci penserà lui a Siamo a rispondervi. disposizione. Grazie Bene, mille, Cristian, grazie ragazzi. ciao! Ciao.